Buonasera, quest'oggi vi parlerò di Venezia termale, dell'Ottocento, nel periodo cioè in cui Venezia, ormai suddita, comincia a scoprire e a valorizzare le risorse terapeutiche legate alle sue acque. Venezia si inserisce in questo periodo in una moda europea che fu lanciata da Giorgio III d'Inghilterra, il quale soffriva di disturbi nervosi e quindi alla fine del Settecento il suo medico di corte gli consigliò di fare dei bagni nelle fredde acque dell'oceano. E quindi Giorgio III, con tutto il suo seguito, si immergeva nell'oceano vestito di tutto punto ovviamente, e al suono dell'inno Dio salvi il re. Poi anche i suoi successori utilizzarono le stesse pratiche terapeutiche e addirittura perfino la regina Vittoria amava andare a prendere i bagni all'isola di Wight. Quindi dall'una parte della Manica e poi anche dall'altra parte sulla costa francese si cominciarono a fare queste pratiche con grande successo presso la nobiltà, l'aristocrazia delle due sponde. A Venezia da sempre si era costretti a imparare a nuotare. Attenzione, una cosa sono i bagni di mare, quindi l'immersione per terapia, altra cosa invece è il nuoto. E a Venezia il nuoto lo si doveva praticare per forza per non morire. E quindi i giovani veneziani, fin da piccoli, attaccati a delle tavole o delle vesciche d'animale gonfiato, cioè i nostri salvagenti, imparavano a nuotare, anche perché a Venezia si circolava in barca, quindi era molto facile cadere in acqua e con i rigori invernali, se non si sapeva nuotare, si rischiava anche di morire. Dall'inizio dell'Ottocento, Lord Byron e tutto il clima romantico viene a scoprire quella che è la valenza positiva, la valenza sensuale e fisica della città di Venezia. Venezia era stata meta del Grand Tour per secoli di intellettuali, di uomini di governo che ne apprezzavano le istituzioni, che volevano conoscere la gestione della Repubblica, che ne apprezzavano i monumenti e soprattutto anche le qualità mercantili e di buon governo. Nell'Ottocento però Venezia da dominante è diventata dominata, è diventata suddita, terra di conquista. Quindi gli stati francesi e austriaci, i dominatori, la usano un po' come porto degli imperi, ma la apprezzano soprattutto non più per le sue istituzioni, ma per il clima, il sole, le acque temperate e più calde di quelle fredde e agitate degli oceani. Lord Byron, quando viene a Venezia, si cimenta in lunghe nuotate con i veneziani, fa delle gare dal Lido fino alla stazione, spesso le vince, è un grande nuotatore, ma anche ama l'amplesso notturno della città in nuotate solitarie e notturne. Questa è un po' l'immagine che i romantici cominciano a far circolare di Venezia, cioè una Venezia che dà una sensazione fisica, che è una espressione di bellezza decaduta. Ruskin vede nelle sue pietre ormai quello che resta di monumenti del buon governo e della bellezza. Byron, vi dicevo, ne ama la sensualità, ma Venezia si ispira anche a una città vicina e rivale per molti secoli. Questa città è Trieste. Trieste nel 1823 aveva creato il Soglio di Nettuno, cioè uno stabilimento di bagni galleggianti molto chic che aveva avuto molto successo. All'interno c'era una distribuzione di birra, c'era un ristorante, c'era addirittura una piccola esposizione di testimonianze della vita del mare, di reperti della vita marina. Quindi questo tipo di soluzione che prendeva lo spunto dai bagni galleggianti, certamente della Francia, quelli che avevano fatto i francesi sulla Senna, ma si sa, loro non disponevano di mare tranquillo dove fare i bagni. Bene, è una citazione di questi bagni, ma in maniera più mite, in un clima più moderato. Questi bagni galleggianti si mettevano d'estate, per il periodo dal giugno a settembre, e soprattutto la concezione era quella, certo edonistica, certo anche di svago, perché
c'era una birra ottima, c'erano dei buoni ristoranti, ma era anche quella di immergersi nell'acqua in camerini adattati all'uopo. Venezia, 10 anni dopo, applica la stessa soluzione. A creare il grande stabilimento galleggiante di bagni è il dottor Tommaso Rima. È un medico chirurgo primario all'ospedale civile, il quale studia le potenzialità terapeutiche dell'acqua della laguna. Quindi invita per favorire la circolazione a fare i bagni, però sottolinea che fare i bagni nei canali è assai pericoloso, perché talvolta là dove si tocca ci sono dei cocci, ci sono dei vetri, ci si ferisce, dove non si tocca si rischia di annegare. Ecco quindi che progetta questo stabilimento galleggiante, che è come una grande zattera, che sul fondo ha una griglia, in modo che non si annega, in modo che si può stare in piedi, fermi. Non c'è ancora la moda del nuotare, nuotavano solo i popolani, quelli appunto che dovevano sopravvivere se cadevano in acqua nei canali. Chi invece frequentava i bagni galleggianti andava per stare immerso per terapia nell'acqua e nell'acqua di laguna. Ecco, questa è una cartolina di fine Ottocento in cui si ritrae il bacino e si ritratta proprio la collocazione e l'immagine molto fedele dei bagni di Tommaso Rima. All'inizio erano più piccolini, ma poi dopo divennero, come potete vedere, un galleggiante veramente enorme. Si ponevano a giugno, si toglievano a settembre, erano dotati di molti camerini dove ci si poteva spogliare, ma si potevano anche fare inalazioni di acqua di laguna, si potevano fare fanghi di laguna, si potevano quindi fare delle abluzioni varie. All'interno c'era una piscina dove si immergevano però gli uomini e le signore non era indicato dal pudore comune che potessero fare il bagno assieme agli uomini, e c'erano dei ristoranti, c'erano vari camerini, e dai ristoranti della piscina si poteva godere questo bellissimo panorama di tutto il bacino di Piazza San Marco, della Giudecca, era ancorato con delle catene proprio davanti alla Punta della Salute. Ma vi faccio notare che a fianco, ecco quindi questo è lo stabilimento, questa è l'effigie di Tommaso Rima, del chirurgo, e lì c'è una piccola barca. Questa barca è una sorta di burchiello, di peata, e questa è una bagnante. Eccola, questa barca ha il fondo rimosso e al posto del fondo c'è quella griglia che era posta anche nella zattera galleggiante. Quella griglia consentiva ai bagnanti di cambiarsi prima, poi in questo, vedete, in questa specie di capannina, in questa specie di tenda, che era fatta apposta per garantire una certa intimità nel potersi spogliare, e poi si scendeva nella piscina artificiale e si potevano appoggiare i piedi su questa griglia di ferro. Se poi si muoveva, ma di solito questa barca non veniva mossa perché era molto pesante, barche più piccole come questa sottostante venivano addirittura mosse da specie di manovelle che da dentro il bagnante muoveva, e quindi riusciva a far andare avanti anche la barchetta, e poteva anche godere dei benefici effetti dell'acqua che scorreva sul corpo. Ma torniamo a questa sirena. Questa barca si chiamava Sirena perché era utilizzata dalle signore, le quali volevano godere del piacere del bagno, ma in tutta intimità. E in una di queste sirene si calava ogni mattina presto Livia, la protagonista della novella di Camillo Boito, Senso. Livia era una bella donna, non più giovane, che aveva un marito ricco e un po' attempato, e che si innamora di un tenente austriaco, il tenente Ruz. Quindi Livia tradisce il marito, ma tradisce anche la patria, perché poi a questo tenente darà anche il denaro che gli italiani le hanno consegnato per poter promuovere la rivoluzione contro gli austriaci.
E in questa appunto sirena, Livia era una mattina e andava proprio in concomitanza con il bagno di Remigio, che si bagnava in questo altro stabilimento galleggiante, lo vedete proprio davanti alle prigioni, che era lo stabilimento galleggiante della Regia Marina e dell'esercito austriaco. E il bel Remigio, una mattina, quasi per un appuntamento non dato ma sempre inteso, ecco che si immerse in apnea nel bagno della Marina e arriva dentro la sirena di Livia che dice finalmente, esclama finalmente, e si chiude il capitolo. Ecco, questo per farvi capire come questa pratica fosse ricorrente e fosse anche, diciamo, molto seduttiva e molto intrigante. Questo è il bagno, all'interno del bagno della Marina Militare, vedete nel fondo si può vedere il campanile di San Marco. Anche questo è dotato, se ben più spartano dell'altro, è dotato di camerini e poi di una piscina centrale, in questo caso era anche questo maschile. Perfino la gondola venne attrezzata per i bagni di laguna, rimuovendo il fondo e con lo stesso sistema della griglia. Il felze viene accostato ad una tenda più alta dove ci si possa cambiare, in modo che poi nel felze ci si immerga. E si racconta che un dignitario francese amava far vogare i suoi gondolieri controcorrente per sentire il benefico effetto dell'idromassaggio. A metà dell'Ottocento vi erano 11 stabilimenti balneari lungo il Canal Grande. 2, come vi dicevo, galleggianti, il 10 e l'11, ma tutti gli altri erano degli alberghi termali o alberghi sanatorio o comunque degli alberghi dotati di camerini con bagni. L'acqua dove la traevano? Non dimentichiamo, vi ho fatto già un'altra lezione parlandovi dei pozzi dell'acquedotto, che fino al 1884 l'acqua dolce non c'è a Venezia, venne portata con le barche acquarole molto costosa. Quindi l'acqua la traevano dal Canal Grande. Per cui gli stabilimenti che godevano di acqua più pulita erano quelli più vicini al bacino e ovviamente quelli meno salubri erano quelli più lontani, come questo situato al numero 8 e come questi altri, il 7 e il 6. Ma questo proliferare di attività termali e turistico-ricettive destò qualche perplessità in chi Venezia la amava e in chi Venezia l'avrebbe voluta protagonista delle economie, dei mercati e della politica europea. In questa sala dove vi sto parlando, in un'adunanza nel 1847, Daniele Manin pone un problema. Il 10 giugno, ecco che si alza davanti ai presenti che stanno affrontando il problema dei destini di Venezia, afferma: Venezia non potrà sperare miglior destino che i bassi guadagni degli infermieri, dei locandieri e degli impresari. Gli infermieri perché erano quelli che assistevano chi faceva i bagni di laguna. Locandieri appunto per il proliferare di tutte queste locande e alberghi, e degli impresari che promuovevano turismo. Pensiamo che lo stesso Palazzo Grassi era diventato un albergo con vicino stabilimento termale. E quindi si pone il problema di come rivalutare lo sviluppo veneziano, che sta prendendo una china che a suo intendimento è una china molto triste, perché creare un futuro per bassi lavori poco remunerativi significa rischiare di spopolare la città e di darla in mano ad imprenditori stranieri. Quindi la sua proposta è quella di creare una scuola di commercio e di nautica mercantile, perché alla pratica deve precedere l'istruzione. Quindi il suo sviluppo, lo sviluppo che auspica, è quello di creare una scuola
che rilanci a livello internazionale Venezia come potenza mercantile. Vi faccio vedere il libro che ho scritto su Venezia e Trieste, e se volete consultarlo potrete approfondire questo tema, perché in realtà la rivalità fra Venezia e Trieste è alla base del blocco dello sviluppo della prima a favore della seconda. Siamo in epoca di dominazione asburgica e non bisogna dimenticare che dal 1382 Trieste aveva scelto di mettersi sotto la protezione degli Asburgo, e quindi dal XVIII secolo, con Carlo VI prima e con Maria Teresa dopo, ecco che si era tentati sempre di far concorrenza a Venezia utilizzando Trieste come porto degli Asburgo. Ma soprattutto proprio Maria Teresa d'Austria nel 1754 aveva fondato la scuola matematica nautica a Trieste per cercare di debellare quella che era stata una supremazia ormai secolare di Venezia sul mare. Agli inizi dell'Ottocento, nel 1816, il primo paquebotto, cioè il primo bastimento a vapore, viene sperimentato proprio dal cantiere Panfili a Trieste, e poi sarà Trieste che gestirà il traffico di paquebotti, ovvero di bastimenti a vapore con Venezia. Non solo, ma nel 1817 Trieste crea l'Imperiale Scuola di Economia e Navigazione, che diventerà poi Accademia di Commercio e Nautica. Quindi Trieste si è attrezzata sotto l'egida degli Asburgo per preparare una classe dirigente mercantile, imprenditoriale, che non a caso fonderà poi il Lloyd austriaco sia come assicurazione che compagnia di navigazione. E il Lloyd avrà anche un giornale. E tutto questo è ben presente ai soci dell'Ateneo Veneto, è ben presente a Daniele Manin. Infatti alcuni soci gli chiedono: ma vorresti che facessimo anche noi un giornale di informazione sul commercio mercantile? È uno di questi punti, e evidentemente il Daniele Manin voleva una strategia più elaborata che mettesse a punto un tipo di preparazione per la nuova classe dirigente veneziana che doveva puntare alle vie delle Indie. Come l'aveva puntato anticamente, avrebbe dovuto di nuovo ribattere quelle strade. Sappiamo però che un anno dopo è costretto alla rivoluzione proprio per la depressione in cui è tenuta Venezia, depressione economica ma politica, e quindi quella è una storia in cui si sono versati fiumi d'inchiostro che tralasciamo. Uno dei congiurati fu Francesco De Angeli, che fu un fondatore di uno di questi bagni. Proprio nel manifestino che vi faccio vedere a sinistra è il manifestino di inaugurazione del grande stabilimento di bagni e fanghi, inaugurazione che fu fatta nel 1842. Francesco De Antoni creò un scicchissimo stabilimento di Foggia orientalista. Allora si usavano anche queste citazioni dell'arte orientalista, e quindi aveva creato con colonne, con degli apparati anche molto, molto eleganti, aveva creato questo stabilimento che fece molta scalpore all'epoca e che era attaccato a Palazzo Grassi, divenuto albergo. Avevano addirittura incamerato la calletta fra i due. Palazzo Grassi è poi diventato oggi centro culturale, ma la palazzina, cioè dove il De Antoni aveva fatto questi bagni termali, oggi è la palazzina Stark, dove si possono ancora vedere le colonne che sono state ritratte in questa locandina. Altri alberghi famosi erano l'Albergo d'Italia, oggi Bauer, albergo termale, che pescava
l'acqua pulita del Canal Grande la immetteva direttamente nelle... ritorno indietro e vi faccio vedere meglio. Vedete, questi sono gli stanzini con la vasca in cui ci sono le inservienti che appunto accudiscono i bagnanti. Ovviamente se si voleva fare il bagno con l'acqua dolce, era l'acqua dolce che veniva dalla terraferma, quindi era molto più caro. E un altro albergo famoso per i suoi bagni, indicato come hotel termale, è l'Hotel Vittoria di Venezia. Se vi chiedete dov'è, beh, questa cartolina è un clamoroso falso, perché questo che sembra quasi essere il Canal Grande in realtà è il Ramo dei Fuseri, un canaletto molto piccolo, spesso anche un po' mefitico, dove si trova questo palazzo Regina Vittoria, che allora veniva promosso nelle cartoline, nei dépliant, come un grande albergo che pescava su un canale limpido e trasparente. Quali erano le pratiche che si facevano all'interno? Beh, i soliti massaggi, c'erano anche i fanghi. Dopo il 1846, dopo cioè l'arrivo della ferrovia a Venezia, si portavano direttamente i fanghi da Abano, però si scoprì che anche i fanghi di laguna erano benefici. Ci fu appunto un naturalista che cominciò anche a studiare il benefico effetto dei fanghi di laguna. A metà dell'Ottocento, quando ormai Venezia era caduta, era passato qualche anno dalla resa di Manin, ecco che Giacinto Namias e altri, assieme alla municipalità veneziana, propongono la costruzione di un grande stabilimento termale comunale. E il sito viene individuato dall'architetto Ludovico Cadorin e dagli imprenditori Giovanni Busetto Fisola, un imprenditore molto audace che stava investendo anche al Lido, e questi due personaggi che sono importanti a Venezia. Busetto Fisola è un imprenditore che stanzia molti denari per i bagni, per esempio, al Lido, e creano questo progetto. Il progetto di fare uno stabilimento termale molto grande, 500 stanze, 150 camerini col bagni, con quei bagni dove si faceva appunto talassoterapia, 3 piscine, un grande ristorante con altri ristoranti minori e un grandissimo teatro. Lo stabilimento sarebbe dovuto sorgere sulla riva degli Schiavoni, qui vedete Palazzo Ducale, Ponte della Paglia, e si sarebbe prolungato fino a tutta la riva, fino quasi all'Arsenale, con terrazze, con affacci, con giardini pensili e all'interno appunto con tutto questo tipo di strutture per le terapie con l'acqua. Ma se il Comune lo approva nel 1853, l'anno seguente è il governo austriaco, cioè l'autorità militare, che lo boccia. Non tanto per l'impatto artistico, sì, dicono che anche forse può essere di impatto artistico, ma soprattutto per motivi militari, perché dalle terrazze che corrono sopra gli stabilimenti si possono vedere le postazioni militari austriache che sono a San Giorgio, e perché da San Giorgio non si può controllare tutta la via retrostante, quindi in caso di sommosse sarebbe un posto strategicamente pericoloso. Ecco quindi che fallisce questa proposta di far diventare Venezia una città termale come Vichy, come le altre grandi città termali europee, come Plombières o così via. Torniamo alla moda. Le pratiche termali erano fatte per immersione e si facevano vestiti. Ecco quindi questi sono gli abiti da spiaggia e gli abiti da bagno. Poi però si comincia a accorciare le vesti e a rendere anche più
agili movimenti con acconciature e cappelli molto più agili, molto più ridotte. Giovanni Busetto Fisola, quando ha visto fallire il suo progetto, che contemplava fra l'altro 3 stabilimenti, lo stabilimento, quello sulla riva di Schiavoni, uno stabilimento galleggiante nuovo davanti alla punta della dogana e un terzo stabilimento al Lido. Bene, quando gli fallisce il progetto non gli resta che dirottare tutti i suoi investimenti al Lido. E al Lido ecco che vediamo questo nuovo stabilimento. Vi erano delle baracche un po' improvvisate per i bagni di mare, già dall'inizio dell'Ottocento, ma il Fisola punta su questo stabilimento Santa Maria Elisabetta, cioè dal lato opposto dell'imbarco verso la laguna, al di là del Gran Viale, che allora era una strada sterrata che si percorreva a cavallo, nella zona attuale del nostro Blue Moon. E noi possiamo vedere in questa cartolina che sotto ancora c'è scritto grande stabilimento bagni e stabilimento idroterapico, cioè la talassoterapia è ancora potenziata al massimo perché ci sarà il centro medico, ci sarà la farmacia, ci saranno tutti i luoghi di ristoro. Un particolare da osservare è che se questo è l'ingresso verso il viale, questo è l'accesso al mare, cioè c'è un portale e un ponte pensile che poi conduce alla sala del ristorante, alle camerini, alle passeggiate, ma conduce anche ai bagni. E i bagni sono elevati. C'è la fobia della sabbia, c'è la fobia del terreno, perché proprio grazie a quelle mise, cioè a quelle toilette così ingombranti e così lunghe, sulla sabbia ci si insozzava, ci si insudiciava e quindi si preferiva viaggiare sopra il livello della sabbia per poter giungere al mare attraverso delle scalette. Questa impostazione di stabilimento resterà fin tanto che non si comincerà ad apprezzare invece il valore terapeutico anche della sabbia. Fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ci saranno i grandi hotel. Ci si rende conto che non si può più puntare solo su un popolo di bagnanti che arriva la mattina e che se ne riparte la sera, ma che si devono creare delle strutture ricettive in grado di ospitare per periodi più o meno prolungati quella che è la nuova civiltà dei bagnanti, cioè quella dei villeggianti per periodi più o meno prolungati, che lasciano anche più denari. Ecco quindi il Grand Hotel del Lido, che sorge proprio fra fine 800 e inizi 900, e dal lato opposto, verso il mare, ecco che sorge il De Ben. Il De Ben e queste strutture sono collegate dal tram. Prima sarà un tram a cavalli, poi dopo sarà il tram invece elettrico. Il De Ben si fornirà anche di bagni o comunque di terrazze sul mare per consentire appunto ai bagnanti di arrivare direttamente sull'acqua e di respirare il clima marino. Ci sono varie teorie mediche che dicono che è importante giungere proprio a livello dell'acqua per poter inebriarsi di questo clima, di questa salsedine, di questo iodio marino. Nel 1908 viene valorizzata anche un'altra parte del Lido, una parte che fino a quella data, cioè fino al 1905, fino a quando Niccolò Spada non arriva in questa zona che è una zona piena di sterpaglie, no? E non sarà minimamente popolata e tantomeno avrà delle strutture ricettive. Questo Niccolò Spada è un imprenditore e sceglie questo luogo per creare il Grand Hotel Excelsior, un hotel che diventerà un albergo di fama internazionale. Verrà ampliato, sarà dotato di terrazze sul mare, ma soprattutto diventerà il fulcro di quella che sarà il turismo balneare delle élite europee. Nel frattempo, lungo tutta la spiaggia del Lido, ecco che si moltiplicheranno le capanne che saranno inizialmente costruite in maniera disordinata e poi invece tutta la spiaggia verrà presa dalla CIGA, Compagnia Italiana Grandi Alberghi, che disciplinerà assolutamente
tutta la costruzione renderà omogenee le capanne con dei regolamenti ferrei per i capannisti, e quindi ecco che ci verrà consegnata quella spiaggia ordinata che ancora oggi noi possiamo vedere. Si scoprirà in questo periodo anche l'importanza del nuoto. Non ci si immergerà più per godere solo degli effetti dell'acqua marina sulla pelle, ma anche per godere dei benefici effetti del movimento, dello stare a galla, del muoversi nell'acqua. Quindi questo sarà anche un passo verso una pratica sportiva sempre più accentuata del nuoto, tant'è che si promuoveranno varie nuotate, varie gare di nuoto proprio in ricordo di Lord Byron, dal Lido fino alla Giudecca. Ma il Lido verrà dotato di intrattenimenti vari, perché vari igienisti come Paolo Mantegazza nei loro libri parleranno dell'importanza della villeggiatura e del bagno, ma anche dell'importanza dello svago nella vacanza e dell'intrattenimento. Quindi ecco il lawn tennis, cioè i campi da tennis che vengono fatti proprio davanti verso il mare, proprio davanti all'Excelsior, ma anche il Luna Park, un primo Luna Park che viene fatto all'inizio del secolo vicino all'Excelsior, ma poi viene distrutto durante la Prima Guerra Mondiale, e un secondo Luna Park dove ancora ci sono le vestigia invece sul lungomare Marconi, che viene fatto negli anni 30. E ancora si faceva il cinema sull'acqua davanti al Blue Moon, l'attuale Blue Moon. Ecco, questa è un'immagine molto bella, doveva essere molto bello. Ma per quanto riguarda il cinema, un altro investimento assai oculato del ventennio fascista fu quello di puntare sul Lido come l'isola d'oro del loisir. Quindi nel 1932 si creò la Mostra del Cinema. Non c'era uno spazio dove metterla e quindi lo si pose in quello che fu l'esterno dell'Hotel Excelsior. Ecco, vediamo il grande schermo. Ma in realtà poi si provvide, siamo nel 1932 quando comincia la Mostra del Cinema in condizioni così precarie, ma poi ecco che si provvide a creare un palazzo del cinema che fu disegnato da Luigi Quagliata sul piazzale appunto del Palazzo del Cinema, dove poi si creò anche i casinò. Anche i primi tavoli di casinò vennero posti all'interno dell'Excelsior e fu Galeazzo Ciano in persona che venne a dare la notizia a Venezia che gli sarebbe stata concesso una sede di casinò. E fu la prima legge speciale per Venezia, perché poiché la città era molto degradata, era fatiscente, si decise di concedere la creazione di un casinò purché gli introiti venissero investiti per il restauro della città. E quindi fu il Eugenio Miozzi che in 8 mesi, nel 1938, creò il Palazzo del Casinò. Ecco quindi che questo divenne il polo del loisir del Lido, che anche per questo fu individuato come l'isola d'oro, cioè l'isola dello svago, l'isola del divertimento, ma l'isola anche in cui si innestarono molte attività sportive di grande richiamo, dalle gare dei cavalli alle gare di tennis e alle gare anche con l'aereo. Si poteva atterrare addirittura con i piccoli aerei davanti all'Excelsior sulla spiaggia. Ecco, queste sono le immagini promozionali di cui brulica, diciamo, la stampa e la cartellonistica, che propongono Venezia quindi sia come la città e il Lido come la città della talassoterapia, sia anche come la città che può offrire dei grandi svaghi alle élite. Ma ci chiederemo, queste terapie che erano condivise dalla nobiltà, dalla borghesia, dai ricchi, potevano essere date anche, essere condivise anche dai poveri? Bene, questo sarà l'oggetto della prossima conferenza che si occuperà dell'ospizio marino e dell'ospedale al mare. Intanto, per quanto riguarda quello che vi ho detto, se volete andare a approfondire, ci sono 2 miei libri, uno appunto che parla specificamente della storia della Venezia termale, le Terme di Venezia,
e l'altra che parla di questo rapporto di amore e rivalità costante con Trieste, rapporto che si fece abbastanza duro per Venezia durante la dominazione austriaca e che poi si risolvette quando nel 1866 Venezia passò all'Italia e 2 anni dopo, non a caso, venne fondata l'Università Ca' Foscari, Università di Economia e Commercio. Il sogno di Manin, il sogno che Manin aveva illustrato in questa sala, si realizzò ben dopo la sua morte e quando Venezia ormai era diventata libera e quindi nell'Università di Ca' Foscari di Economia e Commercio poteva sperare in uno sviluppo sostenibile non più e non solo legato esclusivamente al turismo balneare. Grazie.